Vittoriese 11 comuni in cui la percentuale dei vaccinati tra gli over 60 è ancora troppo bassa. L'ULSS 2 vuole raggiungere i residenti con il camper vaccinale. Quasi 200 i sanitari che non si sono immunizzati presentando un certificato, tra loro il medico sindaco Szumski, passionario delle cure domiciliari, ma non è né un guaritore né Padre Pio, lo attacca Benazzi. L'allarme delle case di riposo, la carenza di infermieri rischia di mettere in ginocchio a breve le strutture che potrebbero non essere più in grado di garantire l'assistenza ed essere costrette a mandare a casa gli anziani. Prima notte senza coprifuoco a Treviso, tanti i ragazzi che si sono fermati fino a tarda sera tra allegria e qualche bicchiere di troppo. Intanto alla fine dei limiti orari riporta le lucciole sul terraglio. Pontevecchio imbrattato, i responsabili del vandalismo sul simbolo di Bassano sono stati individuati, vengono quasi tutti dal Monte Bellunese. Sono già 2 gli esposti presentati in procura a Treviso dal Comitato No Aeroporto, ma potrebbero essercene degli altri. Uno dei temi sollevati è il deposito di carburante che si trova proprio accanto alla sala d'attesa dei passeggeri. Torna alla ribalta Paola Albertini, da anni conosciuta come la veggente di Pederoba per i suoi racconti di apparizione della Madonna, il nuovo fenomeno seguito con cautela dalla Chiesa. Buonasera, ben ritrovati, edizione trevigiana dei nostri notiziari. Allora, l'Asolano e il Vittoriese, 11 comuni in cui la percentuale dei vaccinati over 60 non è così alta come quelle degli altri comuni. È un abbassamento preoccupante. Nel mirino dell'ULSS 2 proprio questi cittadini over 60 che l'azienda sanitaria vuole raggiungere addirittura con il camper. Cercheremo insieme ai sindaci di fare ancora una campagna, magari col camper, nei comuni, per fare in modo che si arrivi a una copertura degli over 60 vicino al 90%. Al mercato settimanale, alle manifestazioni più frequentate, da Asolo a Vittorio Veneto, vaccinatori dell'ULSS 2 in camper nei comuni in cui la percentuale di over 60 immunizzata è ancora troppo bassa. In questi comuni abbiamo una copertura del 78 all'85, quindi andremo a spingere, soprattutto perché andremo a fare Johnson & Johnson, un'unica dose, quindi una persona poi è libera di fare quello che vuole, per cui chiediamo la collaborazione e dei medici famiglia e dei sindaci per andare in questi comuni dove ancora il tasso ovviamente di vaccinazione è basso. L'azienda sanitaria trevigiana sta tentando tutte le strade per raggiungere quanti più soggetti a rischio possibili e chi ha più di 60 anni viene considerato tale. La situazione epidemiologica è buona in questo momento, l'indice di positività è sceso a 16 ogni 100.000 abitanti e anche il cluster che a Ormelle ha interessato la comunità SIC si sta riducendo. Una cinquantina i contagiati, 17 quelli già negativizzati, 130 i soggetti in totale costretti all'isolamento. 0 casi nelle RSA, a parte un operatore non vaccinato. I sanitari che hanno rifiutato il vaccino presentando certificato medico sono numerosi. Noi abbiamo avuto circa 160-200 richieste, almeno questo mi dice il medico competente, di persone che hanno mandato un certificato medico per essere esonerati a vaccinazione. Come prevede il decreto legge c'è una commissione che valuterà ovviamente questa documentazione e poi deciderà. Tra loro Riccardo Szumski, medico e sindaco di Santa Lucia, che domenica in Piazza Duomo a Milano ha ribadito che il Covid, anche nei casi gravi, si può curare a domicilio. Rispetto ai pazienti critici, Benazzi ribadisce il ruolo fondamentale degli ospedali. Quanto a Szumski, non è il solo, dice, ad aver curato a casa i malati, non è né un guaritore né Padre Pio, incalza. Un rispetto verso i colleghi che stanno lavorando, anche loro hanno lavorato, tanti dei suoi colleghi si sono anche ammalati, avevano preso il Covid, per cui bisogna rispettare tutti, perché se c'è un'ottima assistenza sanitaria domiciliare come è il Veneto, perché ha questa tradizione, lo si deve anche molto ai colleghi di Szumski e non solo al dottor Szumski. Case di riposo, avete sentito, c'è un solo contagiato in tutte le RSA della Marca, ma purtroppo c'è carenza di infermieri e questo potrebbe mettere a rischio l'assistenza in queste strutture. Noi, amministratori delle case di riposo, siamo molto preoccupati per la carenza degli infermieri. È qualcosa che quando avverrà, se ne renderanno conto anche i cittadini trevigiani, che quando verranno a chiederci di poter collocare nella casa di riposo un loro caro, dovremo dirgli non possiamo perché non ho lo standard richiesto dalle norme sugli infermieri. RSA senza infermieri, a lanciare il grido d'allarme il presidente dell'ISRA di Treviso, l'IPAB più grande del Veneto con le sue 4 case di riposo e gli oltre 800 ospiti, un problema annoso esploso negli ultimi mesi con la pandemia. La carenza del personale degli ospedali è stata coperta togliendo il personale
dalle case di riposo. Ecco, adesso il problema si è spostato, però hanno spostato il problema, però bisogna risolverlo. E non possiamo risolverlo solo noi, amministratori delle case di riposo. Il numero chiuso ai corsi di laurea, gli stipendi più alti offerti negli ospedali e all'estero hanno letteralmente svuotato le RSA dagli infermieri, e in tutte le case di riposo del Veneto la preoccupazione è altissima. Guardate che se la situazione rimane questa, al di là del tema degli ingressi, noi fra 6 mesi probabilmente dovremmo chiamare i familiari e un terzo della popolazione anziana ospite delle strutture dovremmo invitare i familiari a riportarli a casa, perché se il trend della crisi infermieristica continua con i dati che io ho di questi giorni, noi non saremo più in grado di dare servizi di garanzia sociosanitaria ai nostri ospiti. Il nuovo piano di sanità pubblica in Veneto ad autunno, la terza dose di vaccino anti-Covid insieme all'antinfluenzale. Contagi in calo, vaccinazioni anti-Covid in crescita, la prospettiva di un autunno che vedrà sovrapporsi i richiami con il vaccino antinfluenzale. Il Veneto adegua alla nuova situazione il piano di sanità pubblica che verrà presentato giovedì. Il presidente della regione Zaia lo preannuncia a Rovigo a margine dell'inaugurazione di una nuova sala operatoria e di un acceleratore lineare. Lo presenteremo giovedì ed è un piano che ovviamente è adattato, è un ambito sartoriale fatto in un momento storico nel quale Covid ha presenza di molti vaccinati, e ci stiamo preparando però anche a quello che sarà la prossima stagione autunnale, nella quale ci sarà necessariamente una terza dose per chi la volesse fare di vaccino, ma anche il vaccino antinfluenzale. Continuerà ovviamente il test nel territorio anche durante quest'estate, perché non si fermerà mai la fase di testing, quindi di tamponi. E a proposito di tamponi, sono in arrivo nuovi test. Adesso c'è la quarta generazione, vedrete, perché sono test di altissima affidabilità che ci danno esito in circa una decina di minuti, però sono test che devono entrare nei laboratori. Sul fronte delle vaccinazioni il 42,9% dei veneti ha ricevuto una dose, il 20,4% anche la seconda. Abbiamo 1 milione di cittadini veneti che hanno già avuto il ciclo completato. Accadrà in gran numero anche per questo mese di giugno-luglio, perché avremo tutti i richiami delle seconde dosi AstraZeneca di chi ha fatto il vaccino 3 mesi fa, e quindi avremo assolutamente moltissime seconde dosi nelle prossime settimane. Allo studio in queste ore la possibilità di riaprire le discoteche. Per poter tornare a ballare bisognerà avere un Green Pass, dunque essere vaccinati, aver contratto il Covid oppure fare un tampone. È il tema del sondaggio della giornata. In discoteca con il Green Pass, giusto? Se lo ritenete giusto dovete comporre lo 0422 16 26 691. Altrimenti lo 0422 16 26 690, la chiamata, lo ricordiamo, è gratuita. Se sentite occupato il vostro voto è già stato registrato. In zona bianca dunque si potranno fare molte cose, ancora non andare in discoteca, ma sicuramente il coprifuoco è stato abolito ieri sera, la prima notte, siamo andati a fare un giro. L'orologio della Torre Civica batte le 11, ma nessuno si affretta a rientrare. Niente più coprifuoco. Nella prima serata di ritrovata libertà sono i ragazzi, complice sabato, la fine della scuola, a impossessarsi della città. Primo gelato dopo il coprifuoco. Primo gelato dopo il coprifuoco. Quanta gente per il primo gelato dopo il coprifuoco? Abbastanza, si è mossa un po' tardi oggi pomeriggio, però diciamo il mattina era abbastanza calma, comunque non è andata male, dai. Calmaggiore, Piazza dei Signori, Loggia dei 300, le zone più affollate, immancabile il bicchiere di spritz. Grande, benissimo. Cosa avete deciso di fare? Di bere. Mancava questo spazio di libertà? È normale, però purtroppo man mano ci stiamo riprendendo. L'importante è farlo distanziati con la mascherina. Ovvio, ce l'ho sempre qui. Va benissimo, siamo molto carichi, pieni di gente, i ragazzi sono tutti fuori e sono contenta. Esiste lo spritz della libertà? Sì, certamente, questo è lo spritz della libertà. Per trovare avventori più maturi occorre spostarsi dalla piazza. In via Manzoni il maestro vetraio Marco Varisco riassume in poche parole la sensazione di molti. È stata una cosa bella perché effettivamente tutti aspettavano questo momento, quindi è lunedì e quindi sembra un fine settimana. Tranquillità, sicuramente tranquillità, nell'orario. Locali pieni, strade vuote.
L'allegria in alcune zone si trasforma in altro, mascherine abbassate, assembramenti, qualche bicchiere di troppo. Quello ho visto un po' anch'io, ma insomma no dai, bisognerebbe solo uscire, stare in compagnia, dopo qualche eccesso magari c'è sempre stato, no? In realtà le segnalazioni che mi sono arrivate sono un paio e sono state subito girate alle forze dell'ordine che sono anche intervenute. Non mi risultano grandi eccessi, però l'appello che faccio è quello insomma di affrontare questo nuovo periodo di convivenza con il virus con grande responsabilità. Fuori dalla città strade semideserte, con un'eccezione. Eliminato il coprifuoco, tornano anche le lucciole su Terraglio e Pontebana. Ora andiamo in via Orioli, dove questa mattina è stata notificata a baristi e commercianti la nuova ordinanza. Un disastro, veramente. Molte gente extracomunitari. Non è sicura questo pezzo di strada comunque. Le donne al lavoro alla Pulisecco di Piazzetta Giustiniani hanno applaudito questa mattina alla notifica della nuova ordinanza del comune su via Orioli che vieta vendita e consumo di alcol dalle 14 e anticipa la chiusura delle attività alle 19. Ok, ora dovete chiudere? Sì, alle 7 di sera. A che ora chiudevi invece di solito? Alle 8:30. Per quale motivo non so. Voi vendete anche alcol qui? Sì. Ti è mai capitato di vedere magari gente ubriaca, qualche rissa qui fuori? Sì, dappertutto, non solo qui fuori, dappertutto. Market Africano è uno dei negozi attenzionati dall'ordinanza, coinvolto anche il parrucchiere di Vicolo Orioli. Io sto lavorando fino alle 8, però adesso è chiuso alle 7. Quello è il problema, perché stasera c'è di più lavoro. Al bar gestito da cittadini cinesi non vogliono parlare, ma hanno già esposto il cartello con il nuovo divieto che durerà per tutto il mese. Così il pub storico su via Roma. Nessuno commenta, tranne chi, a patto di non essere ripreso, sfoga la sua insofferenza per un provvedimento, dice, che penalizza soltanto chi lavora. Dovevano fare una postazione fissa. Hanno fatto il segno del parcheggio, ma la postazione fissa non esiste perché gli spacciatori lavorano di giorno qui. E quindi la cosa più importante era quella, non fare la chiusura di mezz'ora prima anticipata di attività che non hanno nulla a che vedere con le problematiche della piazza. Anche l'opposizione è critica nei confronti della misura firmata ieri sera dal sindaco. Piuttosto perché il sindaco, che anche assessore alla sicurezza, non pensa di mandare una pattuglia in borghese? Noi avevamo coinvolto gli operatori di strada e avevamo fatto un progetto con loro e avevamo contattato gli assessori, i sindaci e gli assistenti sociali dei rispettivi comuni perché poi a loro volta potessero coinvolgere le famiglie e quindi bisognava risalire un po' a monte del fenomeno perché altrimenti non se ne esce. Andiamo a Bassano del Grappa, a Ponte Vecchio imbrattato, i responsabili sono quasi tutti trevigiani del Montebellunese. Hanno un nome e un cognome i due responsabili che sabato scorso hanno imbrattato il Ponte Vecchio di Bassano dopo la recente restituzione alla città completamente messo a nuovo e in sicurezza. Ieri sera si è costituito il primo giovane. L'ha fatto fermando una pattuglia della polizia locale che transitava in centro a Bassano. Il 19enne è nato a Bassano ma residente a Rossano Veneto ed è colui che ha invitato i 5 del Montebellunese a fare un giro in città. Le telecamere di videosorveglianza posizionate sul ponte inquadrano il gruppetto di 4 maschi e 2 femmine. 2 di loro si staccano, 19 e 20 anni, iniziano a imbrattare in più punti arrivando a raschiare anche il legno. 2 dunque gli esecutori materiali che adesso rischiano 1 anno di reclusione o 2.000 euro di multa, sanzioni per tutti per non aver rispettato il coprifuoco e l'omesso uso di mascherina. Sarà un ripristino fatto a regola d'arte? Beh, deve essere fatto a regola d'arte, appena stato, diciamo così, messo a disposizione della città in maniera ottimale, per cui ottimale deve essere ripristino. Balaustra tutta, piantone per il tetto tutto, altra balaustra tutta. Gli altri 3 del gruppetto, pur non essendo autori materiali del gesto, potrebbero essere implicati, nel caso, per omessa denuncia. Il presidente del Veneto, Luca Zaia, si è unito allo sdegno causato dai vandalismi messi a segno proprio sul Ponte Vecchio di Bassano. Se le responsabilità, ha detto, verranno confermate ai protagonisti della grave ragazzata, non farebbe male partecipare a un po' di sano volontariato proprio a fianco delle penne nere. Acquisirebbero quella coscienza e quei valori che con un atto così scriteriato hanno dimostrato di non conoscere.
E potrebbe essere dovuta al fenomeno della pullulazione, una condizione di sovrappopolazione che spinge una specie animale ad autoregolarsi, eliminando una parte dei suoi componenti, la moria di topi che ha colpito negli ultimi mesi i comuni dell'Alta Marca, in particolare del Vittoriese. Centinaia e centinaia di topi morti, sui quali gli istituti zooprofilattici di Treviso e Padova e persino l'Istituto Superiore di Sanità hanno indagato, arrivando ad escludere intossicazioni oppure virus, ma senza dare un'effettiva causa della moria di massa, che ora il sindaco di Vittorio Veneto, Antonio Miatto, per molti anni veterinario dell'ULSS 2, ipotizza possa essere dovuta proprio a questo fenomeno, anche se non esattamente identico al meccanismo con cui i lemming, roditori delle zone artiche, si tolgono la vita. Ora andiamo in aeroporto. Sono già 2 gli esposti presentati in procura dal Comitato No Aeroporto, ma c'è una questione molto spinosa per la quale potrebbe essere presentato un nuovo esposto. Una delle cose secondo noi molto importanti è lo spostamento del deposito carburante che sta appena di fianco, proprio di fianco al passaggio delle persone in sala d'aspetto all'interno del terminal. Questa è una cosa che va avanti in deroga dal 2007, tutti lo sanno, no? Della situazione impropria di questo deposito pericolosissimo. Non sarà il primo esposto, quello presentato alcuni giorni fa in procura dal Comitato No Aeroporto contro il sindaco di Treviso Mario Conte ed ENAC, con l'intenzione di denunciare l'impatto del traffico aereo su volatili, pesci e altra fauna selvatica, perché a preoccupare i cittadini che risiedono tra Quinto e Treviso riuniti ormai da anni in un comitato è l'allarme sicurezza, con l'appello mai accolto sul sito in cui si trova il deposito carburante. È ora che prendono una decisione, siccome hanno detto già che doveva essere spostato, no? Che sia finalmente spostato e che sia tutelata sia la sicurezza delle persone e sia anche la sicurezza dei passeggeri. Salute pubblica con l'inquinamento acustico rilevato da più indagini commissionate dai privati, ma anche sicurezza. Per il comitato, che un mese fa ha depositato un altro esposto in prefettura, è necessario segnalare l'assenza di un piano di emergenza esterno in caso di incidenti, obbligatorio per ogni aeroporto, ma che ad oggi per il Canova pare non vi sia. Ultimo dato, l'inquinamento atmosferico. Vogliamo avere risposte certe riguardo alla sicurezza di questo aeroporto, perché secondo le direttive ENAC ci sono molte cose da mettere a posto e che quindi diano delle risposte. Omicidio-suicidio di Spresiano è stata eseguita nel pomeriggio dal dottor Alberto Furlanetto, l'autopsia sui corpi di Lino Baseotto, Bruna Mariotto, suocero e nuora, protagonisti del dramma che si è consumato il 2 giugno a Visnadello di Spresiano. L'esame ha confermato quanto emerso in sede di sopralluogo nell'immediatezza dell'omicidio-suicidio. Entrambi sono deceduti per il colpo di fucile al volto esploso da Baseotto, prima contro la nuora e poi contro se stesso. Effettuati anche i prelievi per gli esami tossicologici ed istologici, l'esito dei quali si conoscerà però soltanto tra 60 giorni. E ieri sera a Ring c'era ospite il sindaco di Spresiano, Marco Dalla Pietra, che è tornato a commentare la terribile vicenda, rivelando commosso qual è stata una delle prime reazioni della tredicenne che ha visto morire la mamma. Ci tenevo a dire questa cosa qui e credo che sia un messaggio molto forte, mi viene da piangere mentre lo dico, perché sono rimasto anch'io quando mi ha chiamato lo zio per dirmi guarda che è andata a scuola dei suoi compagni, mi viene da piangere davvero, quindi io spero davvero. È una dimostrazione di forza incredibile, cioè tornare almeno al conforto dei compagni, immagino, ma magari uno capisce anche quello di cui può aver bisogno, no? Perché tu non lo sai, cioè sì, il sindaco dice qualsiasi cosa siamo qua, sì, ma qualsiasi cosa non vuol significa dire, certo. No. E quindi ecco, se già c'è questo tipo di approccio, chiamiamolo così, sicuramente ecco, credo che anche noi sappiamo quale sarà la strada, ecco, da percorrere, per cui sì, ci tenevo a condividere con voi. Non ho mai detto nulla di quello che spero che anche i familiari possano capire, ecco, che questo è credo che sia anche un vanto, ecco, in un certo qual modo per la comunità, no? Pochi secondi di pubblicità, tra poco.
Ben ritrovati con l'informazione di Antenna 3 a Pederobba, dove torna alla ribalta Paola Albertini, conosciuta da sempre come la veggente di Pederobba per le sue apparizioni della Madonna. Sono 35 anni che ho le apparizioni di Maria Regina degli Angeli Custodi e ho fatto silenzio 10 anni perché Madonnina ha detto di fare silenzio. 10 anni sono tanti però. Un silenzio, quello di Paola Albertini, rotto pochi giorni fa. Sabato sera, verso le ore 23:30 circa, vengo per andare a letto e la Madonnina era dietro lì e mi accorgo che vedo una lacrima che viene giù. Io ho detto, ma sarò stanca, ho pensato, non ho mai dato per scontato, insomma. E invece mi sono avvicinata, ho provato piano piano a toccarla anche con un dito, era bagnata. Nei giorni successivi, racconta Paola, il fenomeno si sarebbe ripresentato anche in altre 4 statue e in un caso una lacrima sarebbe diventata sangue. Questa qui che abbiamo più grande, mi sono accorta, ma veramente che ieri sera, mi sono accorta che aveva nell'occhio sinistro questa lacrimona rossa, proprio sangue, insomma, che scendeva. È da tanti anni, racconta Paola Albertini, che le apparizioni della Madonna sono cominciate prima nella sua casa e poi nella zona del Monfenera, dove è nato un vero e proprio pellegrinaggio di fedeli. Da parte della Chiesa vige la massima cautela, tanto più ora che il nuovo fenomeno si sarebbe manifestato. La donna è rimasta per ore ad ammirare le statue, realizzando foto e filmati con il suo telefonino. Ne ha parlato anche con la sua guida spirituale, Don Bruno Bevilacqua, che assicura la genuinità della devozione della veggente. Paola ogni giorno, generalmente di sera, verso le 18, poco più, ha delle apparizioni qui in casa. E qui, nella camera da letto, dove sono avvenute le visioni, la diocesi ha deciso di aprire un'inchiesta dopo che la donna ha segnalato il particolare fenomeno. Chiaramente che la Chiesa, anche attraverso i suoi vescovi, è molto prudente al riguardo. La prudenza è presente anche in paese quando si parla delle visioni di Paola. Sono credente, sono praticante, però non so fino a che punto posso credere. Quasi 1 chilo di marijuana, più di 18.000 euro è quanto i carabinieri di Montebelluna hanno sequestrato nell'abitazione di una 24enne del posto, da tempo tenuto d'occhio dai militari dell'Arma. Dopo averlo sorpreso mentre vendeva una dose ad un cliente, la successiva perquisizione ha permesso di trovare in casa 750 grammi di marijuana, svariato materiale per il confezionamento della droga, un bilancino di precisione e più di 18.000 euro in contanti. Il 24enne è stato arrestato. Invece è già in manette l'uomo che ieri sera ha rapinato il cuoco di un kebab ad Oderzo. I carabinieri di Oderzo hanno arrestato un 31enne di origini indiane con l'accusa di rapina. Poco prima, verso le 23 di ieri sera, l'uomo era entrato assieme ad altre 2 persone in un kebab di via Roma, nel centro Pitergino. Una volta all'interno del locale, in quel momento senza clienti, sono iniziate a volare pesanti minacce nei confronti del cuoco, un pakistano di 36 anni, che si è visto poi strappare dagli aggressori la collana che portava al collo. La fuga dei malviventi è durata poco, interrotta dall'intervento della pattuglia dei carabinieri avvisati dalla vittima stessa. I militari hanno subito rintracciato e bloccato il rapinatore, che ora si trova nel carcere di Treviso in stato di arresto, mentre i suoi complici sono in corso di identificazione. Pizzicata con l'auricolare durante l'esame della patente, nei guai una 31enne kosovara scoperta da un funzionario della motorizzazione civile di Treviso. I carabinieri hanno constatato che nell'orecchio sinistro la candidata nascondeva un dispositivo elettronico verosimilmente utilizzato per ottenere aiuto nella prova d'esame a cui era sottoposta, e così la donna è stata denunciata. Siamo alle notizie che arrivano dal Bellunese. È più che positiva la situazione epidemiologica in provincia di Belluno, che nell'ultima settimana ha registrato un'incidenza di 10 casi su 100.000 abitanti, l'effetto principale del vaccino che oggi rende il territorio dolomitico sicuro per l'accoglienza dei turisti.
3 ricoveri in area non critica a Belluno e 4 all'ospedale di Comunità di Feltre, terapie intensive libere e un'incidenza di 10 casi su 100.000 abitanti, tra le più basse d'Italia. È l'immagine di una provincia Covid-free grazie a un lavoro certosino svolto con dedizione dall'Ulse Dolomiti. Questo non è il frutto del caso, è il frutto di un grande lavoro. Abbiamo avuto molte preoccupazioni nel periodo precedente il Natale, come sappiamo, con incidenze importanti. Abbiamo investito su tracciamento dei contatti, isolamento, quarantena, e i risultati si vedono. Gli effetti del vaccino sono di fronte a tutti: oltre 144.000 somministrazioni, circa 53.000 cicli completati, offerta di agende dedicate anche a chi lavora nel turismo. Per far ripartire un po' tutta la stagione estiva, che è un'attività importante in questo territorio, abbiamo aperto 1.500 posti dedicati. Oltre 58.000 le prenotazioni registrate dal 1 aprile al 4 agosto nel portale dedicato, e i giovani vincono su tutti. Devo dire che qui forse i figli hanno superato i genitori. Abbiamo messo a disposizione oltre 8.000 posti che sono stati letteralmente bruciati in poche ore. Grazie a Luxottica potenziati gli hub aziendali a Sedico e Agordo, mentre da giovedì in Comelico sarà aperto un punto vaccinale per favorire i residenti. Mancano un po' all'appello alcune persone che hanno avuto il Covid, per le quali è raccomandata la cosiddetta dose unica di recupero dopo i 3 mesi dall'evento Covid. Mancano un po' queste persone, le chiamiamo tramite i medici di famiglia, le chiamiamo direttamente, con fiducia possono eseguire la vaccinazione. Approfittate di queste possibilità che diamo. Vaccinarsi è importante per noi stessi, per le nostre famiglie, per la comunità in cui viviamo. E c'è un conto corrente per aiutare le famiglie che hanno perso la casa nel terribile incendio di venerdì scorso a Cianasei de Sora, in comune di Colle Santa Lucia. L'ha deciso la giunta comunale. Le immagini dell'incendio a Cianasei de Sora, il bellissimo borgo del comune di Colle Santa Lucia, resteranno indelebili nei ricordi della comunità intera. A causa di quel furioso rogo che ha distrutto 4 abitazioni e ne ha danneggiato una quinta, è scattata una gara di solidarietà. A lanciarla è stata l'amministrazione comunale, che nella riunione di giunta ha approvato una delibera che attiva una sottoscrizione di fondi sul conto della tesoreria comunale. L'obiettivo è quello di sostenere la fase di prima emergenza, la messa in sicurezza e il recupero delle zone danneggiate dall'incendio. Le donazioni potranno essere effettuate al conto corrente bancario Unicredit Banca SPA, intestato al comune di Colle Santa Lucia, all'Iban che vedete in sovraimpressione con la causale Incendio Canazei di Colle Santa Lucia del 4 giugno 2021. L'auspicio dell'amministrazione è di raccogliere una somma importante che consenta di rimettere a nuovo la frazione in tempi celeri. Nel frattempo gli accertamenti continuano. Quelli tecnici sono svolti dai vigili del fuoco, che devono individuare dove l'incendio ha avuto origine e scoprirne le cause. Una delle 4 strutture distrutte dal rogo è sotto sequestro. Gli inquirenti al momento non escludono alcuna ipotesi. Siamo alla programmazione. Ring torna questa sera a partire dalle 21:15. Gli ospiti di Ferdinando Avarino, Alberto Villanova, Lega, Tommaso Razzolini, Fratelli d'Italia, Marco Bonet, giornalista e collega del Corriere del Veneto, Giacomo Possamai, Partito Democratico. Nella seconda parte Vanessa Banzato, giornalista e collega di Media Nord-Est, sul dramma del giovane cantante veneto Michele Merlo. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati in nostra compagnia, buon proseguimento di serata, arrivederci. Bentrovati al meteo. Prevale ancora il bel tempo sul nostro territorio, salvo per una lieve e locale instabilità. Vediamo dove con l'aiuto della nostra grafica. Sul Veneto situazione di mercoledì 9 giugno decisamente buona, lo vediamo, tanto sole un po' su tutti i settori della regione, tuttavia con qualche addensamento. Nelle ore pomeridiane poi saranno possibili degli acquazzoni sui monti, localmente fin verso le pianure limitrofe. Temperature stazionarie minime tra 15 e 20 gradi, valori massimi invece tra i 26 e i 30 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove di fatto avremo poche novità, ampio soleggiamento solo con qualche rovescio in montagna. Temperature minime tra 16 e 19 gradi, massime sui 26-29 gradi.
Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove sarà asciutto in mattinata. A seguire invece avremo condizioni più instabili con qualche pioggia sparsa. Temperature minime intorno ai 16-17 gradi, massime sui 27 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento.